Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici di Vini Friulani e bentornati alla Taverna Friuli. Sono Wayne Young, il tuo amico, e questa settimana abbiamo la seconda parte di questa conversazione con Simone Bukovac. In questa conversazione cominciamo a parlare come una persona cambia quando fai dei viaggi nella vita. Nella prima parte abbiamo parlato di tanti diversi viaggi che Simone l'ha fatto nella sua vita in California, in Australia, in Nuova Zelanda, però parliamo anche un po' di come si cambia una persona quando si va in giro del mondo. E secondo me questo è molto importante. Ritengo molto importante l'idea di viaggiare. So che ci sono tanti produttori di vino, non solo qui in Friuli, ma in diverse parti del mondo che ascolta questo podcast. Però non posso dire abbastanza fortemente che viaggiare si cambia una persona. Ti porta a casa delle idee, si porta a casa nuove esperienze, nuove relazioni, amici, nuovi modi di pensare. Però forse più importante, quando si torna a casa, tu vedi la tua casa dove sei cresciuto, dove sei nato, dove hai lavorato nella vita, e si vede con dei occhi diversi. Si vede la tua casa, la tua terra con dei occhi diversi, con una mentalità diversa. E secondo me questa è la cosa più importante del viaggio. Ok, basta con i sermoni, basta con le pontificazioni. Ragazzi, cominciamo con questa seconda final parte della conversazione con Simone Bukovac. Tornando indietro, parliamo un po' di questo e dopo voglio parlare dell'azienda, perché siamo andati avanti qui 40 minuti e non abbiamo neanche parlato di Bukovac come azienda, solo di te, però tu hai una storia lunghissima, fantastica, molto, molto profonda. Allora voglio chiedere questo, dalla persona che ha partito la prima volta per l'Australia e la persona che è tornato a casa dopo quel terzo vendemmia. Che cos'era la differenza in queste due persone? Se devi definire come hai cambiato come persona. La differenza è Simone. È Simone? Sono io che sono cambiato. Esatto. Ma cosa è cambiato in Simone? Il coraggio, la determinazione e la voglia di mettermi in gioco. Ok. E di mettere in pratica tutte quel bagaglio di esperienze che in 3 anni ho accumulato, e metterlo in pratica a casa tua. Ok, nella tua azienda. Nell'azienda di famiglia, in una regione, un territorio magnifico e unico. È stato ed è e sarà da qui in avanti stupendo. E questo perché il bello di viaggiare, di uscire dal tuo paese, dalla tua città, dal tuo territorio, abbandonare amici, famiglia, mi sono reso conto che quando poi rientri, vedi queste persone, questi luoghi, questi amici, i tuoi genitori con occhi diversi, ma soprattutto senza invidia, senza nulla da togliere a
al potenziale che c'è, che abbiamo. Ok. Che abbiamo nel senso di un'azienda o di una persona? Che abbiamo noi sia come persone, Ok. sia come azienda e come territorio. Perché viaggiando vedi posti magnifici, ma poi casa è casa. Sì. Vedere casa con occhi diversi è la cosa più bella. Sì. No, E la apprezzi ancora di più. ok, è quello che stavo pensando. Questo apprezzamento che quello che ce l'hai a casa. Esatto, quegli stimoli che prima non mi portavano non so, mi pare assurdo adesso dirti svegliarmi la mattina, Ok. ma quegli stimoli che non avevo, Adesso ce l'hai. adesso ce ne ho fin troppi. Bene. Ma allora, era dopo questi viaggi che hai un po' preso in mano tu l'azienda? Sì, poi c'è stato un anno un po' transitorio, Ok. perché non è Tra stato padre e figlio. tra padre, figli, cioè, tra padre, genitori, ma tutto il contesto un po' sia aziendale che di amicizie, perché non è stato facile. Ok. Però consapevole. Cosa di resistenza di cambiare, di fare un Sì, passo il avanti? cambiamento, no? Il cambiamento, le abitudini, Tanto paura di cambiare. le No? abitudini, È no? funzionato bene fino adesso, perché dobbiamo cambiare? Esatto. E quindi è stato sì un anno transitorio, anche perché dovevo essere convinto e sicuro delle decisioni che andavo a prendere. Ok. E così nel gennaio 2019 ho deciso di inserirmi in azienda con mio padre Ok. e portare avanti assieme la realtà. Ok. Allora parliamo... Anche se, piccolo aneddoto, Sì. dopo Australia, America Nuova Zelanda. e Nuova Zelanda, mancava il Sud America. Ah, sei andato anche lì? Quasi. 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 Ho Ok. ancora appeso a casa quel contratto di lavoro in Cile, In Cile. perché nel mentre io avevo trovato per 3 mesi una cantina a Santiago del Cile Wow. e quindi io avevo il lavoro in Cile, dovevo solo partire, Esatto. mi mancava solo il volo aereo, però nel mentre avevo questa decisione, voglia di inserirmi in azienda. Ok. Quello che mi ha bloccato è stato un po' le responsabilità che quando all'azienda, alla dell'azienda, no? famiglia. Ok. E quindi ho dovuto rinunciare Ok. E al Cile. non c'è una possibilità di... E dopo non. Ero sicuro che fosse stata l'ultima possibilità Ok. di viaggio, di esperienza in abito vitivinicolo. Ok. Anche perché poi un viaggetto all'anno me lo faccio. Ok. Devo. Devi, sì, questo desiderio Di uscire, di di uscire, viaggiare. di viaggiare sì, non si può soddisfare solo all'inizio e dopo rimane sempre a casa. E allora parliamo un po' dell'azienda stessa, che si chiama proprio Bukovac. Dove lo trovi esattamente per le persone che non conoscono l'azienda in particolare? Dove si trova la tua azienda? Allora, noi ci troviamo a Dolegnano. Dolegnano. Dolegnano è una piccola frazione del comune di San Giovanni al Tisone Ok. e ci troviamo proprio al di sotto dell'abbazia di Rosazzo. Ok. Sul versante sì, di San Giovanni al Tisone, a fianco al comune di Corno di Rosazzo, Ok. tra Allora, Corno di Rosazzo e Manzano. ok. Ubicamente noi siamo, l'azienda e i vigneti fanno parte della DOC Grave. Ok. Sono in una situazione, in una zona molto borderline. Ok. Questo perché l'abbazia di Rosazzo è Colli Orientali Certo. e noi siamo l'ultimo spicchio delle Gravi. Ok. Quindi confiniamo con i Colli Con Colli Orientali, Orientali. il Coglio e l'Isonzo anche. Ok. Geologicamente c'è una differenza o è una zona di suolo misto tra
non lo so, la ponca del Colli Orientali e il tipo di ciotole di Grave, o hai una situazione particolare lì, proprio essendo sul confine? Sì, siamo in una zona pianeggiante. Tutti i Ok, nostri vigneti crescono su un suolo pianeggiante. cioè Ma pianeggiante. questo è un suolo in pianura. Pianura, piatto, Sì, ok. esatto, piatto. Sono suoli di origine alluvionale, Ok, quindi suoli con depositi di terra fine, ok, ghiaia, ciottoli. ok. So Quindi più verso la sensazione di Grave e meno la sensazione esatto, del Colli Orientali. esatto, non c'è la ponca Ok, vera e propria. Sono tutti terreni ghiaiosi, ok, di un medio impasto, terra fine. ok. Vantaggi, svantaggi di questo tipo di suolo per te, per la tua azienda? Allora, devo dire che terreni così realizzano vini molto freschi, Ok. minerali, Mhm. non impegnativi, semplici, varietali, ma con una vera e propria identità. Ok. Allora aiuta un po' per rinforzare le caratteristiche dell'uva, Chiaro, del chiaro. vitigno. Però sempre mantenendo quella varietà, Mhm. quell'identità aromatica Ok, soprattutto dei nostri bianchi, ecco. ok. Ah, bene, bene, bene. Do legna. Allora, quanti ettari avete? Adesso siamo arrivati a 9 ettari e mezzo, Ok, 9 ettari e mezzo, 9 sì, ettari e mezzo. quasi 10. E tu hai lavorato anche tantissimo. Allora, diciamo di quali vini fate lì in queste 9 ettari? Allora, quando mi sono inserito io in azienda, Mm, il papà faceva Merlot, Cabernet Franc, mhm, come rossi, ok, Sauvignon, Tokai Friulano ok. e Sauvignon Blanc. E Sauvignon Blanc. Aspetta un No, l'ho già attimo. detto. Già detto. Ribolla, Sauvignon, ribolla, ribolla. ribolla, ribolla Ok. gialla, Friulano e Sauvignon Blanc. Ah, ok. Ah, interessante. So, due rossi, tre bianchi. Esatto. Ah, E, abbastanza focalizzato, bravi. esatto, sì, Invece di una cosa fare che ho Pinot sempre... Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Friulano, Pinot Esatto, una Bianco. cosa che ho Fatto apprezzato bene. e che ho mantenuto di non andare alla ricerca di piantare altre varietà, Ok. concentrarmi su quelle e valorizzare quelle. E Età dei vigneti? anche se ho inserito dal 2022 Mm. siamo usciti con la prima malvasia. Ok. Esatto. Come viene la Malvasia in quella Oddio, zona? è fantastica. Dai. Io la descrivo come è un'uva mediterranea, Mhm. che ogni volta che assaggi e bevi un sorso, ti lecchi le labbra Mhm. come quando esci dal mare Ah, Mediterraneo ok. salato. Bello, bello questo. Ti lascia veramente un Perché ricordo. non è il solito vitigno che si trova in quella zona, no? Solitamente si trova più Pinot Grigio, si trova più vitigni più leggeri, diciamo così. Cosa ti ha portato di piantare Malvasia? Perché hai amato tantissimo questo vitigno? O cosa Sì, c'era che hai allora ho detto, no, iniziato. voglio piantare Malvasia? Allora, ho iniziato ad assaggiare varie malvasie Mhm. della zona e devo dire che è un vino che veramente mi dà una soddisfazione, mi lascia A me piace una tantissimo. bel- una bella bocca, Sì. un bel gusto. E appunto confrontando un po' assaggiando le malvasie del Coglio piuttosto che quelle dei Colli Orientali o delle Gravi, Mhm. ho notato che le malvasie su terreni magri, chiamiamoli così, Ok, come le tue? esatto, con una bella mineralità e freschezza,
Non sono impegnative, sono belle fresche, di una Ok. bella bevibilità e con dei profumi aromatici che si contraddistinguono, ecco. Ok. E questo è un po' un obiettivo della tua azienda, questa idea della bevibilità, della facilità di bere, questa è un Esatto, po' la esatto. filosofia Eh, dell'azienda? sì, Sì. identità, profumi, bevibilità e freschezza. Ok. Questo perché anche in base a un po' l'andamento del mercato e dei consumi, adesso il consumatore finale ricerca sempre più la semplicità, Ok. la facilità di beva, Sì. ecco. Sì. Stavo facendo una degustazione con un inglese l'altro giorno che ha usato una parola che non ho capito. E lui ha detto, questo vino ehm, ha il sapore Moorish. Lui ha detto Moorish. I'm like, Moorish? Stavo pensando, More o i Moors che sono quelli che vengono del Nord Africa. Dice Moorish. Ma che cos'è questo Moorish? E lui ha detto, no, more, come di più. More, no? Voglio bere di più. Allora, more sembra un vino che ti fa la voglia di bere di più. More, di drink more. So, more-ish. Ok. Allora stai cercando proprio quel piacere di bere che ci dice, dai, dammi un altro bicchiere. Sì, ed è fondamentale e questo ti permette di essere consapevole Mm. che stai realizzando un buon vino e stai mettendo il consumatore finale a suo agio. Cioè, Ok. E che cambiamenti hai fatto questa transizione dal padre a te per approcciare più questa filosofia? Cosa hai cambiato allora, la nell'approccio? prima cosa che ho fatto, che ho realizzato, è stato investire sulla comunicazione, sul packaging. Ok, che è Quindi è molto stato, bello, è stato realizzato un packaging molto più semplice, più accattivante, molto bello. pulito, e quindi ho realizzato quella parte, quello step che mancava, che era, diciamo, obsoleto, tra virgolette. Ok, vecchio stile, Vecchio old stile, school. Ok. esatto, esatto. E quindi sono partito da lì. Poi Mm, tutta la parte di comunicazione, di visibilità, ok. di pubblicità, ecco. E del tecnica in vigna o tecnica in cantina non c'era tanto da modificare per No, approcciare questa bevibilità, no, questa identità. perché la mia idea è di mantenere sempre la tradizionalità, Ok. di rimanere sempre un po' tradizionale. Sai, a me piace camminare in mezzo ai miei vigneti, Mhm. quindi a me piace, eh, mi rende orgoglioso, vedere e toccare con mano quello che poi sarà, il prodotto finale in bottiglia. Stare in mezzo ai vigneti, conoscere, ehm, realizzare, i cambiamenti, il perché questa pianta non è Mm. cresciuta Ok. in un determinato modo piuttosto che in un altro. Quindi eh, conoscere la propria terra Mhm. eh, è molto bello. Ok. E allora hai sempre questi vini con l'aggiunta di Malvasia. Sì, Ok. Non, adesso non hai aggiunto altri. ad oggi penso di aver completato la gamma Ok. con la Malvasia, Con la esatto. Malvasia. Delle sfide per fare vino in questa zona, ovviamente è una zona buona, una zona sì, che dà l'identità ai vini, però ci sono anche delle sfide che devi affrontare per fare vino nella tua zona. La sfida più difficile è quella di farmi conoscere. Ah, ok, allora Perché, non la viticoltura, non la no, perché io zona. credo sono in una zona vocata, poi Ok, sai, la nostra non è una peculiarità. cosa troppo caldo, troppo umido, No, anche perché la nostra troppo poco peculiarità. sole, troppo poco acqua. No, c'è un equilibrio in quella zona. Sì, c'è un bello equilibrio Ok, e diciamo è un po', è una peculiarità.
Ok. È il fatto di avere dei vigneti in determinate zone che vai a differenziarti da altri. Ok. Ok. E allora, torniamo dell'argomento della comunicazione. Hai detto che forse la più grande sfida era la comunicazione Sì, perché mi ritrovavo, come la domanda che mi hai fatto tu, da dove vieni? Dove sei? Ok. Quando magari altri possono dire Colli Orientali, Coglio, Ok. Grave, quando io conto che sono nelle Gravi, uno può pensare che le Gravi comunque partono da Pordenone e arrivano fino a San Giovanni. Certo. E quindi mi ritrovavo un po' nel limbo, Ok. cioè sono nel limbo. Allora, stai dicendo, e correggimi se sbaglio, che c'è un po' di, non lo so, non è visto proprio il migliore zona dove si può fare il vino, o stai dicendo che quando si dice sono della Grave non si sa di dove viene Non sai orientarti perché Ok, questo, perché è cioè, così tanto grande ci sono questo. delle zone nelle Gravi Ok. che puoi fare viticoltura e dare un'identità ai tuoi vini. E come hai deciso di combattere questo problema di comunicazione? Ma ovviamente hai fatto dei passi avanti, no? Tu hai cambiato, secondo me per te è molto importante questo discorso del packaging. Hai investito, mi sembra, tanto in questa immagine dell'azienda, che è completamente valido. Tu puoi fare vino anche, non lo so, in Cina, però con il packaging giusto Sì, si può esatto. fare una bella immagine dell'azienda. Allora tu hai concentrato più su quell'idea. Sì, Che è bellissimo il packaging, ovviamente. Devo fare delle foto, facciamo delle foto insieme per far vedere. Però la prima volta che mi ha fatto vedere la tua etichetta, ho detto molto bella, molto particolare, molto interessante. sì, questo perché appunto per raccontare me, la mia famiglia e i miei viaggi, le mie esperienze e il territorio. Mm. Il territorio si parla del Friuli, Friuli Venezia il Giulia, Friuli Venezia non Giulia, solo il tuo territorio. non solo il mio territorio. Ok, Ehm, Ho realizzato questa selezione dei 3 migliori vitigni autoctoni, ok. quindi la Ribolla Gialla, il Tokai Friulano e la Malvasia, Malvasia. ehm, in un contesto di viaggio, Ok, di esperienze, ok. che quelle che sono state le mie. Esatto, esatto. E per questo l'hai messo insieme in questo bellissimo scatola che mi hai portato come regalo, e grazie tantissimo, con questi anche dei nomi diversi e questa idea di questo cerchio con i colori. No? Come è venuto fuori questa idea di creare questa etichetta, questo cerchio, colori, nomi? Raccontami un po' Sì, allora parte questa tutto storia. dal nostro logo. Ok, Il cioè, nostro logo rappresenta il girasole, i ok, semi, il cuore, il semi del girasole. Questo perché, facendo un passo indietro, quando i miei genitori hanno voluto mettere in bottiglia il primo vino, non avevano un logo che potesse rappresentare la nostra azienda ok. e sono andati a scegliere questa coltura, il Mhm. girasole che cresce nei nostri terreni, Ok, nei nostri suoli. E quindi sono andati a realizzare questo girasole stilizzato dove all'interno c'era l'iniziale di Giuseppe, che era il nonno, che riportava l'iniziale del mio papà Giovanni. ok. Eh, Poi quando appunto io mi sono introdotto in azienda e, come ti dicevo, ho cambiato un po' il packaging, Mhm. ho voluto mantenere sempre quel nucleo centrale, la base, le fondamenta di tutto, Ok, e quindi e quindi mantenendo il cuore pulsante, che quindi è stato mio nonno, è poi tuo mio padre. padre?
ho scelto di mantenere il cuore, quindi i semi del girasole. Ok, allora Una volta centro del fiore. il centro del fiore. Ok. Questo perché poi il girasole quando matura cadono i petali e rimane Solo la testa. Esatto. Più o meno. Ok. E ha quello questo e questo, spirale esatto, particolare, e questo è diventato ad oggi il no? nostro logo, Ok. è stato symbol, e che rappresenta, crea un gioco visivo quando lo vedi, Sì. e rappresenta la filotassi. La filotassi è questa branca della botanica che va a studiare la composizione dei semi, delle foglie, Ok. delle piante, ecco. Ok. Allora è basato su questo studio. Sì, su qualcosa di... Ok, allora abbiamo questo simbolo, questo cerchio, questo Esatto. centro del girasole. E come è venuto fuori questa idea per fare questi forme colorate dentro? Allora lì ho voluto appunto mantenere sempre il nostro logo, Ok, ehm, realizzando i miei percorsi, quindi ok. l'Australia, la Nuova Zelanda e la California. Quindi questo rosone è stato spezzettato Mhm. ed ogni parte di questo rosone racconta quella che è stata la mia esperienza. Ok. Allora, queste tre esperienze, tre parti di questo cuore di girasole che hai diviso in tre, uno per ogni viaggio. Uno per ogni viaggio che equivalgono ad un vino. Ok. Allora spiega questo concetto perché ci sono anche dei nomi qui che Sì, devi allora spiegarli. questa selezione, Questa è una è una selezione? selezione dei tre Ok, autoctoni. ok. Esatto, che a differenza questa selezione si chiama Le Vie di Bukovac. Ok, Le Vie di Bukovac, che è tu. esatto, ma sono le mie vie, Ok, ma anche le vie della mia famiglia, della mia azienda ok. che hanno intrapreso. E quindi è la rappresentazione, è il racconto di quelle che sono state le mie fasi di un viaggio, Ok. del viaggio, mantenendo comunque la tradizione autoctona Mhm. della viticoltura, dei nostri vitigni più importanti, bianchi, e della famiglia. Ok. Per questo ho voluto mantenere lo stesso E logo. cosa sono? Descrivimi questi tre vini. Allora, Beh, questi ci tre sono quattro ci vini. sono quattro. Ok. Allora, come ti dicevo, le esperienze, questi percorsi, queste percorsi di vita. Quindi ho realizzato il Moveri, Ok. Progredi e Redire. Ok. Questi- Moveri, progredi e redire. esatto, quindi Che significa? il fatto di muoversi, Ok. partire, Ok. progredi, Viaggiare. esatto, progredire, mettersi in gioco, e Ok. redire, ritornare. Ok. Ed infine c'è Equilibria, Ok. che rappresenta l'insieme, il blend dei tre vini, ma rappresenta anche per me l'equilibrio che ho ritrovato a casa, in azienda, una volta eh, rientrato dall'ultimo viaggio, e mi ha permesso di ristabilizzarmi, di trovare, oddio, non si è mai trovare l'equilibrio finale, ma comunque il giusto Sì. contesto Bello. nella mia azienda di famiglia, nella mia terra, grazie a appunto queste esperienze che mi hanno permesso E di viaggiare. descrivere ogni vino. I Moveri e Moveri e la Malvasia, la Malvasia. Ok. e rappresenta il viaggio in California. Ok. Ah, ok. Progredi. Perché hai fatto questo abbinamento? Allora ci sono anche dei colori che chiaramente non potete vedere. Ok, sì. Allora Questo il è un tipo colore, di viola. il viola, Ok. esatto. Ho scelto il viola perché mi ricordava la feccia del Cabernet Sauvignon una volta svinata la vasca, e quindi ho scelto il viola per la California. Ok. Poi sull'etichetta c'è anche la coordinata di dove ho fatto la vendemmia, quindi in questo Ah, caso Sebastopol. ok. Progredi,
Progredi, che è il gialla. giallo, Ok. il giallo del deserto australiano, Ah, quindi rappresenta l'Australia, ok, e Redire, la Nuova Zelanda. ok, che è Il verde. verde wild della Nuova Zelanda perché è un paese molto verde, Ok. pieno di natura. E progredi che uva è? Progredi ribolla gialla. Ok, ovviamente giallo. Giallo, ribolla Ok, gialla. ribolla gialla, ok. Ed infine Equilibria, dove si ritrovano tutti e tre Insieme. insieme questi colori. Allora, Ed è Malvasia, casa. ribolla gialla friulano e dopo Blend. questo blend, Blend. equilibrio. Ah, ok. Che è quel blend che si parla tanto in questi tempi, no? Uve autoctone in Sì, Coglio, anche diversi produttori che vogliono fare questo friulano, ribolla gialla, Malvasia come vino rappresentante del territorio di Friuli Venezia Giulia. esatto, ma infatti è quella che è stata la mia idea. Mhm. Appunto, la prima bottiglia l'ho realizzata nel 2019. Ok, L'idea, l'obiettivo, il mio sogno era questo, ok. appunto di creare un vino che raccontasse di me, Mhm. della mia famiglia, della mia azienda, ma anche del territorio. E quindi la prima Equilibria, perché sono partito solo con Equilibria. Ok. Ah, ok. Avevo questa barrique di rovere francese Ok. con all'interno il Tokai che ha fatto un affinamento di 6 mesi e nel mentre ho detto, cavolo, voglio realizzare questo progetto Mm, e così è venuto è fuori. venuto fuori. Poi E questi tre vini sono tutti fatti in legno? esatto, adesso Ok. passiamo alla parte, diciamo, quella tecnica. Tecnico. Qui i vini vinificano tutti separatamente, quindi Tokai, Ribolla e Malvasia vengono vinificati separatamente. Fanno una fermentazione in acciaio per poi concludere la fermentazione e l'affinamento in legno. In legno, ok. Ma questa vale solo per il blend o anche per i Per i monovitigni? monovitigni, mentre il blend viene realizzato prima dell'imbottigliamento, Ok. 2 mesi prima Ah, dell'imbottigliamento. ok. Allora, tu praticamente fai tre vini. Esatto, E dopo con questi tre selezioni fai una porzione di ogni vino per fare l'equilibrio e dopo hai i tre vini che vengono imbottigliati monovitigno e esatto, dopo il blend. Ok, corretto, ok, ok. corretto. Allora non è è veramente fatto con questi tre vini. Sì. Sì, non è un altro vigneto o un'altra cosa che è fatto No, no, specificamente per beh, fare il blend. allora no, esatto, sono Ok, monovitigni dove monovitigni vinifico che vengono che combinati. vengono combinati poi alla fine, prima dell'imbottigliamento. Ok. E, usando il legno per questi vini, cosa secondo te, eh, cosa aggiunge a questi vini per utilizzare il legno nella produzione? Allora, Cosa stai dopo, cercando con allora, sto cercando di esprimere più eleganza, Mhm. finezza, però mantenendo sempre l'identità del vitigno. Ok, ok, allora con queste cose qua E riesci a... sì, è il potenziale che può avere, in questo caso, la ribolla, la malvasia Mm, e il friulano, con un affinamento in legno. ok, Ed è per questo, che la linea Family fa ok, solo acciaio, ok. E mentre le vie di infatti volevo Bukovac, parlare di quello. hanno qualcosa di innovativo. Ok, E linea Family perché sono i vini che ha sempre fatto tradizionalmente ok. mio padre e affiancando diciamo le vie di Vukovac che sono i vini diciamo della new generation, chiamiamoli Ok, così. ok. Allora poi dalla tua azienda tu puoi assaggiare un friulano, diciamo, per non usare una cosa di base o di famiglia, come l'hai detto tu, Esatto, o il progredi, no, scusa, il redire, redire, che sarebbe la selezione. esatto, Ok, e tu fai una selezione per ogni tipo di bianco.
A parte del Sauvignon. a parte il Sauvignon, Che il esatto. Sauvignon A fai parte solo il Sauvignon della fa, famiglia. fa solo parte della family. Ok. Esatto. E per i rossi? Allora, per i rossi c'ho il Cabernet Franc e Merlot, che quelli fanno parte della linea family Ok. e fanno 2 anni di affinamento in cemento. In cemento? In cemento, sì. Ok. Sono vasche in cemento vetrificato che ha sempre utilizzato anche mio nonno, quindi Ok. e continuo, diciamo, quella Su strada. quella strada lì. Bene, ma sei contento con questo progetto? Sì, Sì? molto, sono molto realizzato, soddisfatto, orgoglioso Ok. e mi sento anche, come ti dicevo, coraggioso perché comunque non è... Ok. Quando hai detto questo, stavo pensando di quel Laszlo Pyramid, no? eh, Che tutte le persone hanno bisogno di cibo e di shelter, tutto, e proprio il punto di questa piramide c'è il self-actualization. No? Mi sento realizzato quando hai detto con questo progetto delle vie di Bukovac. Sì, Mi piace mi questo. sento realizzato, però sono dell'idea, cioè noi viticoltori non dobbiamo mai pensare di essere arrivati. Sì, Bene. realizzati per, per quel determinato magari Mm, obiettivo, ma mai pensare di essere arrivati ok. e poi sedersi. Allora stai sempre muovendo avanti. Bisogna sempre fare un passo avanti. Allora che cos'è? Anche perché ogni anno la viticoltura ci mette alla prova Certo, certo, certo. con clima, con madre natura e quindi tutte le annate sono diverse. Quelle difficili ti mettono ancora di più alla prova Mhm, nel riuscire a portare a casa o in cantina la miglior uva che mhm. poi trasformata in un determinato modo ti permetterà di avere un gran vino. Quindi bisogna, bisogna stare attenti alle annate facili, Ah, che rischi delle annate facili, semplici, perché? perché non ti mettono, magari, non ti mettono in difficoltà, credi Mm. che le cose siano... Tempi duri fanno uomini duri, tempi facili fanno uomini così, Esatto, più o proprio meno quello. così. Esatto. Ah, ma speriamo che almeno quest'anno, 2025, non devi proprio lottare così tanto forte Poi come, c'è come sempre... l'anno scorso, che è Ma stato veramente un'annata che fa uomini forti. sì, ma ogni annata bisogna lottare, Ok, ci fa lottare. quest'anno ha avuto un po' di Eh, problemi con grandine, spero non purtroppo, troppo male. purtroppo qualcosina mi ha preso, Sì. però Meglio adesso meglio di adesso settembre che che adesso. ad agosto o Sì. settembre. E allora, questa idea mi piace tantissimo, questa idea che tu sei sempre in movimento, non devi fermare mai, non devi sedersi mai. Allora, che cos'è il tuo sogno nel cassetto? Hai un sogno nel cassetto? Ce ne sono tanti. Puoi darmi una? Allora, il mio sogno nel cassetto, attraverso, diciamo, la mia passione, che è quella del vino, è riuscire a trasmettere ai miei clienti, consumatori, ma anche amici, il piacere, la leggerezza Mm. di far star bene Ok, le persone attraverso un calice di Bukovac. ok. Qual è il tuo sogno nel cassetto? È vitivinicola? Un sogno nel cassetto vitivinicola? Non lo so. Hai il sogno nel cassetto di fare un grande pino nero o qualcosa pazzesco come quello. Mai pensato di fare una pazzia così? No, a livello di vini no. No. Sì, Ok. far star bene le persone attraverso far sentire realizzate Mm. le persone attraverso un calice del mio vino, ecco. Eh,
è un obiettivo molto, molto nobile. Tu vuoi portare proprio il piacere alle gente, no? Esatto. Tramite il tuo vino. Questo è il tuo obiettivo. Secondo me Sì, è un... può essere Sembra un obiettivo, semplice, sembra però secondo me è nobile, perché tu- sembra semplice, ma non è. Sì, Esatto. ma questa è una cosa che dobbiamo ricordare quando parliamo di vino, che vino è condivisione, è gioia, è socialità, è una cosa che, sì, soprattutto con tutto questo paura, in questi giorni non devi bere, ma neanche zero alcol, tutte queste cose, però un bel bicchiere con un paio di amici Quello, è quella è una bella realizzazione. lo succo della vita. praticamente. Vedere le persone sorridenti Mm. mentre assaporano o si godono un calice di vino, Sì, senza nessuna preoccupazione, come dicevi ok. te. Famiglia, vita personale, hai una ragazza, stai Prossimo per podcast, prossima puntata. Bene, non scavo di più. No, ma questa è una cosa che farei, non vedo un No, anello. non vedi niente. No, per il momento. Sì, ovviamente sì. Sì, in Vita qualche- personale assolutamente da deve andare- realizzare. Ah, vedi, allora c'è anche questo passo avanti per fare. Quanti anni hai adesso? 31. 31, sei giovane, giovanissimo, hai tempo. Continuo a girare il mondo, a viaggiare. E viaggi tanto anche per promuovere i vini? Esatto, finché ho la possibilità. Sì, chiaramente adesso mi permette comunque di viaggiare raccontando me, i miei vini e il territorio. Fuori Italia? Around, Anche. esatto. Dove si trova spesso per promuovere i tuoi vini fuori dall'Italia? Oddio, ha iniziato 2 anni fa. Ok. Ho iniziato con Parigi, Düsseldorf, Bello. anche l'America l'anno scorso. Ok. Cioè portare me, la mia azienda, i miei vini e il Friuli in giro per il mondo penso che sia l'orgoglio e l'obiettivo di tutti quanti, di Secondo tutti me, noi, di tutti noi produttori. ti vedi come ambasciatore per il territorio? Bah, da solo no, Ah. ma tutti noi dobbiamo essere ambasciatori della nostra terra. Bellissimo. Oddio, credo di avere, avendo avuto la fortuna di girare il mondo, credo che sì, è una bella fortuna, Bene. è una bella possibilità. Che mi piace che hai fatto tutte queste esperienze nel mondo e tornato a casa per riportare la tua casa fuori nel mondo. Molto bello, complimenti. Simone, grazie tantissimo per il tuo tempo oggi e ci sentiamo e grazie tantissimo per questo bellissimo regalo. Faccio delle foto, ho fatto anche dei post sui social in questo modo. Vediamo queste bellissime etichette, questi bellissimi vini, ma grazie mille. Grazie a te Wayne, Ci vediamo è stato in un giro. piacere Mio. E non sono mai stato in cantina, allora dobbiamo in qualche modo organizzare una visita, in questo modo posso vedere la tua realtà. Vai, assolutamente, quando vuoi, sarà magnifico. Grazie mille. Grazie a te Wayne. Voglio ringraziarvi per essere qui alla taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast lasciaci una recensione di 5 stelle.